Buonasera e ben ritrovati con l'informazione flash di newsicilia.it. Vediamo insieme i titoli più rilevanti di questo pomeriggio. In apertura il processo sull'inchiesta Pandora del 2013 in merito a presunte irregolarità circa la gestione di enti di formazione a Catania. La terza sezione penale del Tribunale etneo ha emesso una sentenza di non luogo per prescrizione nei confronti degli imputati coinvolti. Eseguite 11 misure cautelari tra Siracusa, Catania, Floridi e Canicattini Bagni a seguito di un'operazione antidroga. Scoperto un gruppo criminale che avrebbe monopolizzato il traffico di stupefacenti nel siracusano organizzando un vero e proprio drive-in dello spaccio in un quartiere. Al vertice vi era un 52enne già detenuto per associazione mafiosa. L'esistenza di un sodalizio criminale in grado di gestire una rete di distribuzione di cocaina e hashish nel territorio di Santo Stefano di Camastra è stato scoperto invece nei giorni scorsi dai carabinieri che hanno dato vita stamani a 4 misure cautelari. Figura centrale era un 53enne che insieme a un 20enne si sarebbe recato più volte a Palermo per rifornirsi della droga destinata allo spaccio locale. E si unisce al concerto di Capodanno a Catania anche Delia, la cantante X che ha recentemente partecipato a X Factor. La giovane cantautrice catanese si esibirà così insieme ad altri artisti siciliani già annunciati, ma anche con artisti di calibro nazionale come Marina Rei e Gali. E in chiusura il meteo con tempo stabile e soleggiato in tutta l'isola. Per domani anche le temperature resteranno invariate. Un peggioramento secondo gli esperti è previsto da giorno 16. Ed è tutto per questa edizione. Vi ricordo come sempre che i dettagli su queste notizie e molte altre li trovate sul nostro sito e sui nostri canali social. Grazie per averci seguito e appuntamento domani alle 13:30. Arrivederci.